Domenico Cuttaia, ospite del Consiglio regionale, ha fornito i numeri dell'emergenza migranti. In Veneto dal 2014 sono arrivate 14.000 persone, di queste 5.688 sono rimaste sul territorio, profughi ospitati da 120 comuni su un totale di 579. Per arrivare alla quota limite decisa dal governo, che è di 7.000 immigrati, numero comunque non definitivo, ne mancano ancora più di 1.000. Il prefetto di Venezia ha rilanciato l'idea di una cabina di regia che agisca provincia per provincia, con esponenti della regione, dell'ANCI, della prefettura e dei comuni interessati riuniti quotidianamente. Che le scelte, secondo me, le debbono fare proprio gli enti territoriali. Il prefetto poi le esegue, ci mette tutto l'impegno e tutto il lavoro, che è gravosissimo, quello di attuare le scelte, ma io penso che debbano essere proprio gli enti territoriali a effettuare delle scelte. Per Roberto Ciambetti, numero 1 di Palazzo Ferrofini, la proposta è poco efficace. Lo deciderà sicuramente la Giunta, però esiste già un tavolo di coordinamento regionale, esiste già il Consiglio territoriale per l'immigrazione, aggiungere un ulteriore tavolo non so se serva. In prefettura a Venezia questa mattina sono state aperte le buste per il nuovo bando provinciale per dare ospitalità a 1.000 migranti. La risposta, secondo il prefetto, è stata positiva. Stamattina invece noi abbiamo ricevuto l'offerta di 700 posti, quindi diciamo così è una cosa molto importante, ripartita tra diversi comuni, quindi c'è il momento nel veneziano. Cuttaia ha escluso che il numero di immigrati destinati alla caserma di Cona sia destinato a salire. Sono arrivati anche cittadini eritrei e notoriamente gli eritrei permangono pochi giorni e poi se ne vanno, ovviamente sono cittadini liberi e quindi diciamo, i dati sono piuttosto fluttuanti e dovrebbero essere in diminuzione per quanto riguarda la struttura di Cona.